Buonasera a tutti, sono Cristina Mamusa e sono un'esperta di enogastronomia. Collaboro all'organizzazione del Festival Atobius Incontri di Cultura che si terrà a Dolianova dal 15 al 19 ottobre. Oggi voglio parlarvi di vino, che è da considerarsi una delle ricchezze del territorio della Sardegna e partecipando al festival avrete l'occasione di fare degli assaggi e di conoscere meglio il nostro prodotto. Adesso andiamo a vedere insieme delle slide per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Allora, intanto cominciamo da quella che è la posizione geografica della Sardegna. Quindi vedete si trova un'isola, è la seconda isola più grande, collocata nel mezzo del Mar Mediterraneo, quindi circondata dall'acqua, sferzata dai venti e tutto ciò imprimerà ai vini e al territorio delle caratteristiche particolari. Parliamo invece un po' di storia. Allora, sembra che la viticoltura in Sardegna esista da tempi immemori, perché sono stati fatti dei ritrovamenti nei siti archeologici che dimostrano in effetti che la vite e il vino erano presenti già da tantissimo tempo in Sardegna. Per cui, quando arrivarono i Fenici, che furono tra i primi popoli a conquistarci, la trovarono già. Successivamente la Sardegna, vista la sua posizione strategica dal punto di vista geografico e commerciale, è stata invasa da una serie di popolazioni. Quindi dopo i Fenici arrivarono i Punici, poi i Romani, gli Andali, Bizantini, i Sardi Giudicali, Pisani, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci e per finire i Piemontesi. E ognuna di queste popolazioni ha lasciato un'impronta a livello di viticoltura, perché ci sono state popolazioni che l'hanno favorita e altre che magari invece l'hanno frenata. Quello che è certo è che oggi la Sardegna è in grado di produrre dei vini di qualità e di competere sul mercato nazionale ed internazionale con degli ottimi prodotti. Andiamo a vedere un po' quelli che sono i numeri del vino della Sardegna. Intanto, per quanto riguarda la superficie abitata, parliamo di oltre 26.000 ettari, che sono nettamente inferiori rispetto a quanto la Sardegna disponeva almeno 30 anni fa. Produciamo dei vini sia bianchi che rossi, in una percentuale che è quasi simile, e i vigneti sono soprattutto dislocati in collina e quindi soleggiati e ventilati, ovvero le condizioni ideali per produrre delle uve di qualità. Ancora, quali sono i principali vitigni che troviamo in Sardegna? Sicuramente il Canonau, considerato il nostro vitigno principe a Bacca Rossa, ma abbiamo anche il Carignano e il Monica. Per quanto riguarda invece i vitigni a bacca bianca, la fa da padrone sicuramente il Vermentino. Ma andiamo a vedere nello specifico, nell'ambito dei vitigni a bacca bianca, con cui produciamo il 50% dei nostri vini, quali sono i principali vitigni coltivati e presenti in Sardegna. Andiamo dagli internazionali ai nazionali, come Chardonnay e Moscato, per arrivare poi agli autoctoni, vale a dire quelli che sono nativi ormai considerati originari del territorio, quindi la Malvasia, il Nasco, Nuragos, Semidano, Torbato, Vermentino e Vernaccia. Qui ho indicato solamente quelli principali, ma esistono anche altri piccoli vitigni. Andiamo a vedere come sono fatti i grappoli, appunto, dei vitigni maggiormente coltivati. Quindi qui abbiamo il grappolo del Vermentino e il grappolo del Nuragus. Il Vermentino è coltivato un po' tutto, in tutta la Sardegna, e la nostra unica denominazione d'origine controllata è appunto legata a questo vitigno e viene prodotta nel nord della Sardegna. Il Nuragus invece è un vitigno che viene coltivato soprattutto nel sud della Sardegna e che era andato quasi perduto a causa di alcune politiche agricole e per fortuna recuperato e ormai vinificato da diverse cantine. Poi abbiamo la Malvasia e il Nasco, che invece sono due vitigni che venivano utilizzati in passato soprattutto per produrre vini da dessert, ovvero vini dolci. Oggi invece con le moderne tecnologie e anche per seguire le tendenze del mercato, diverse cantine hanno cominciato a vinificarlo in secco con degli ottimi risultati, ovvero producendo dei vini che possono essere consumati durante i pasti e quindi sono secchi, non hanno residuo zuccherino. Ancora andiamo a vedere invece i vitigni a bacca rossa.
quindi tra i vitigni internazionali e nazionali abbiamo il Sangiovese, il Nebbiolo, ad esempio, il Syrah, il Beauvais Grande di Spagna, mentre tra i rossi autoctoni sicuramente il Canonau, Cagnolari, Barbera Sardo, Carignano, Monica, Niedera e altri che qui non sono elencati. In questo caso vediamo il grappolo del Cannonau con questo bel colore violaceo e il Monica. Quindi Cannonau, il nostro vitigno a bacca rossa più diffuso, più importante. Per tanto tempo si è pensato che provenisse dalla Spagna, invece è stato dimostrato esattamente il contrario. Quindi sono gli spagnoli che hanno importato il Cannonau in Spagna, dandogli la denominazione poi di Garnacha. Il vitigno è poi passato in Francia prendendo la denominazione di Grenache. Oggi possiamo dire che i tre vitigni non sono esattamente uguali, ma hanno una serie di vicinanze genetiche, sono praticamente dei cloni, però in tutto il mondo, piuttosto che parlare di Canonau, si parla di Grenache, che è il quinto vitigno a bacca rossa più coltivato al mondo. Il Monica invece è un vitigno che troviamo nel sud e nel centro della Sardegna e che veniva utilizzato principalmente per produrre vini da tavola o comunque vini che venivano consumati giornalmente dai nostri nonni. Ancora abbiamo il Barbera Sardo e il Carignano, il Barbera Sardo con il suo grappolo imponente ricco di acidità e quindi è capace di dare dei vini molto longevi e che ritroviamo soprattutto nel sud della Sardegna, e il Carignano invece che è una ottima espressione della Sulcis e quindi un'area che si trova nel sud-est della Sardegna. Vediamo le principali aree produttive appunto della Sardegna. Quelle indicate in giallo sono quelle dove abbiamo una prevalenza di vini bianchi piuttosto speciali, e mentre quelli in rosso sono le zone dove si producono soprattutto vini rossi. Quindi abbiamo delle particolarità che troviamo solamente in Sardegna, come la Vernaccia di Oristano, la Malvasia di Bosa, o ancora il Mandrolisai, che nasce, diciamo così, dall'uvaggio di tre vitigni, e la zona di Cagliari, che è quella dove poi si svolge il nostro festival, dove ci sono diverse denominazioni, diversi vini interessanti da assaggiare. Nello specifico, il festival si svolge nel Parteolla, quindi ci troviamo in una subregione a 20 km da Cagliari, particolarmente evocata per la coltivazione della vite e dell'ulivo, e la città di Dolianova, il villaggio di Dolianova si trova appunto nel cuore del Parteolla ed è il villaggio dove si svolge il nostro festival. Quindi continuate a seguirci per scoprire altre ricchezze del nostro territorio e partecipate al nostro festival per poterle scoprire personalmente. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Alla prossima!